ragazzi, benvenuti alla terza giornata del girone B di Coppa Veneto. Ospitiamo questa sera al Palazzetto di Montebello Vicentino gli amici, i cari amici dell'Anio Dioniso del sovrapresidentissimo Rade Vukovic. Benvenuti, stasera maglia totalmente gialla per i nostri ospiti e completo verde. I leoni si ripresentano dopo il capitolo di campionato di venerdì al Palazzetto di Montebello Vicentino in completo total black e una bellissima maglietta blu navy per i portieri. Benvenuti, una serata di lunedì sera come non aspettavamo da un po', una Monday night, e siamo pronti per iniziare la gara. Eccoci qua, tutto pronto per iniziare questa gara di Coppa Veneto. Dal punto di vista propriamente del risultato abbiamo veramente poco da chiedere a questa Coppa Veneto, ma c'è molto anche da sistemare per il resto. Ospitiamo, come detto, l'Anio Dioniso di Mister Gaiga, in panchina anche il nostro amico presidente Rade Vukovic. Leoni che devono un po' riprendersi e anche prendere un po' di nuova confidenza dopo la situazione un po' così confusa di venerdì a Sarcedo con l'N-Team 2017, mentre l'Anio Dioniso, che è in una fase di totale cambiamento, sta anche cercando i profili giusti per quello che sarà poi il futuro di questa squadra, ma anche di questa società che, ricordiamo, disputa 2 campionati, la Serie D di calcio a 5 e la terza categoria di calcio a 11. Leoni che si presentano in campo con Mario Consolaro, posizione di playback per Manuel Della Monica, maglia da titolare anche per Domenico Nocera, numero 27, nuova fiducia anche per Marco Bocconcello, numero 11, e poi dal primo minuto Usame Lidrissi in quello che è il suo campo di casa, maglia numero 7, pronti anche a raccontare quello che è invece poi la formazione dell'Anio Dioniso, che si presenta con il capitano Montagna, uno di quei giocatori che tutti vorremmo avere, numero 14 per lui, numero 4 per un ragazzone che qui ha lasciato poco il segno, ma che sicuramente si merita molto di più di quello che può aver passato. Rossi Samuel, numero 4. Non c'era, calcia palla fuori dalla porta difesa da Alessandro Talli, classe 2004. In campo anche Stamirovic, numero 13, e Giovanni Pangallo. Eccole qui quelle che sono le 2 formazioni della partita di Coppa di questa sera, quando i minuti sono 2 nel cronometro di gara. Bocconcello si appresta a battere la rimessa laterale, si incunea Manuel Della Monica, qui il contrasto Montagna con Domenico Nocera, primo fallo della partita, lo commette proprio il capitano in maglia numero 14, primo fallo. Si parte subito dal centro del campo, Domenico Nocera su Redi Drissi, Manuel Della Monica, Bocconcello copre, in panchina anche Dylan Benetti, Thomas Van Zan dopo le marachelle della giornata di campionato, Lorenzo Nocera, numero 14, il nostro plus man, ritorna in formazione dopo il malessere del weekend anche Roberto Minniti, classe 2004. Maglia numero 10 invece stasera per il nostro bomber Mirko Fattori, e maglia numero 32 per quel ragazzone di Paolo Sgreva. Vediamo se ci sarà un po' di spazio anche per lui stasera. Completa la rosa l'Anio Dioniso con Cocco, Crivellaro, Bracai, Turkolovic,
Rossato, Marangon e Massignani. Gira palla del Leonicena quando i minuti sono 3:25 in sovraimpressione del nostro schermo. Gira palla, la formazione in maglia total black con Manuel Della Monica e Idrissi. Bocconcello attende invece l'Agno Dioniso, tocca però la palla a Samuel Rossi, quindi riparte l'Agno Dioniso con una Montagna che apre su Stanimirovic e prova ad ampliare il gioco, ma la Leonicena recupera il pallone che si parte in contropiede. Idrissi toccato da Montagna, ora Stanimirovic su Montagna, palla in mezzo, Stanimirovic non riesce a trattenere il pallone, il classe 96. Rimaniamo 0-0, un solo fallo e l'ha commesso l'Agno Dioniso. Della Monica, Domenico Nocera apre, si scende di esperienza Manuel Della Monica, ma non ci casca il direttore di gara di questa sera, quindi palla nuovamente l'Agno Dioniso, viene fischiato il fallo, lo subisce ancora Manuel Della Monica, si dà la mano con il capitano Montagna, quindi secondo fallo Agno Dioniso. Formazione che ha assolutamente voglia di crescere e vorrebbe farlo anche in fretta l'Agno Dioniso, ma vediamo bene com'è la situazione. Bocconcello calcia! Risponde presente Calli, classe 2004. Calcio d'angolo per la Leonicena, quinto minuto di gioco. Nocera attende poi Manuel Della Monica, marcato da Rossi. Rossi recupera il pallone nuovamente Manuel Della Monica e viene dato il vantaggio, quindi rimessa laterale per la Leonicena che parte subito con Domenico Nocera che calcia, bloccato, gioco di prestigio ma Stanimirovic si mette il corpo, quindi è Calli a recuperare il pallone, lancio lungo e non arpiona Samuel Rossi. 5 minuti 30 secondi. Leonicena che parte girandola di riscaldamento sulla panchina dell'Agno Dioniso, mentre Leonicena ferma a osservare quella che è la gara. Domenico Nocera apre e l'Idrissi, bellissima apertura su Bocconcello, Bocconcello in mezzo all'area, calcia! Para Calli, bravissimo. Calcio d'angolo, Stanimirovic impietrito, calcio d'angolo per la Leonicena. Ci andrà Bocconcello. Prima occasione reale per la Leonicena, chiamato lo schema, Manuel Della Monica calcia, Calli con l'aiuto del palo, ancora Leonicena in avanti, palla troppo lunga di Domenico Nocera e viene richiesto di sistemare la porta. Ora parte Calli, Stanimirovic apre su Pangallo, riesce a trattenerla ma Idrissi alla meglio, allora ancora Bocconcello in avanti, marcato da Stanimirovic, si prepara, apre per Idrissi che calcia, Calli ancora col piede, 6 minuti 47, preme la Leonicena, Manuel Della Monica calcia, nuovamente Pangallo, ora si può ripartire per l'Agno Dioniso alla ricerca di Samuel Rossi che arpiona il pallone ma si mette in mezzo anche Domenico Nocera che copre col corpo, contrastato da Samuel Rossi e San Mario dal Misano, per lui il primo tocco, contrastato Pangallo, si gira Samuel Rossi su Stanimirovic, Montagna riesce a trattenerla in mezzo, Pangallo calcia, della Nocera recupera il pallone, poi l'Idrissi predica un po' di calma per il giro palla della formazione di casa. Manuel Della Monica e l'Idrissi recupera il pallone, Samuel Rossi, la palla però è fuori, non l'ha toccata l'Idrissi, quindi sarà sì, l'ha toccata l'Idrissi e quindi ringrazia Samuel Rossi che beneficerà di questa rimessa laterale. Primo cambio della gara, è entrato Rossato, l'attuale capocannoniere della formazione di Castelgomberto. Gira palla della Leonicena che non ha ancora effettuato un cambio. È l'Idrissi,
della Monica. Bocconcello tira palla Ionicena ma si fa più aggressivo l'Agno Dioniso, non c'era alla ricerca di Manuel della Monica, pallone controllato in maniera pericolosa, quindi nuova rimessa laterale e la rimessa laterale è per l'Agno Dioniso, quindi partirà Rossato. Ora siamo sui 12 metri, Montagna su Rossi non si chiude bene l'1-2 e quindi nuova rimessa è laterale, è da parte di Domenico Nocera. Manuel della Monica, Nocera, Manuel della Monica, contrastato da Rossato, accelera il numero 24, si ferma invece Bocconcello. 9 minuti di gioco. Montagna, apertura ora, vari i cambi di Mister Gaiga. Montagna si fa sotto, Montagna ora e rete del vantaggio a 9,33 ed è di Pangallo che supera tutti. 9,33, 0-1 la messa a segno Pangallo Giovanni. 1-0 per la formazione di Mister Gaiga, tutto da rifare per la banda Martinelli. Continua con lo stesso quintetto di partenza, Bocconcello da prima su Lidrissi e Lidrissi non riesce a mettere alle spalle di Calli, quindi nuovamente in calcio d'angolo, calcia Nocera e Lidrissi vede sfilare il pallone, sarà nuovamente calcio d'angolo. E Lidrissi, Manuel della Monica, Lorenzo Nocera con il suo mancino viene contrastato da Turkolovic, palla a San Mario dal Misano. E Lidrissi contrastato da Montagna, aggressivo l'Agno Dioniso, la Ionicena ne esce ma Pangallo si mette in mezzo, ora però sortita, ma nuovo cambio con Turkolovic che non riesce a trattenere il pallone quando i minuti sono praticamente 11. Qui bel lancio su Bocconcello che calcia palla fuori dalla porta difesa da Calli, occasionissima per la Ionicena che non è riuscita. Rossato ora, Bocconcello e Lidrissi, Bocconcello alla palla del pareggio, si mette in mezzo Montagna, sempre 1-0, sempre rete di Pangallo, calcia! Manuel della Monica aveva toccato Braccai in classe 2009, nuovo calcio d'angolo, calcia Manuel della Monica, Lidrissi ha la possibilità di mettere a segno il pareggio e lo fa al minuto 11 e 33. 1-1 e Lidrissi con il suo numero 7 pareggia i conti. Ora è tutto da rifare per l'Agno Dioniso, vediamo cosa succederà. Esce Bocconcello, entra anche il nostro bomber Mirko Fattori, giro palla Agno Dioniso alla ricerca di Braccai, Rossato calcia, risponde presente Manuel della Monica a coprire, Rossato di nuovo in mezzo ma nuovamente Manuel della Monica, quindi sarà calcio d'angolo per la formazione dell'Agno Dioniso che ora è in campo con Rossato, Montagna, Braccai e Turkolovic che ha qui il pallone. Braccai contrastato da Lidrissi che lo immette alla rimessa laterale. Montagna alla ricerca di Rossato, i due non si capiscono, in mezzo c'era Turkolovic, quindi la Ionicena riparte. Domenico Nocera, Manuel della Monica, Mirko Fattori, giro palla della Ionicena, sa chi dalla Fattori, quindi si rifugia su Lidrissi. Ora si rifugia su Mirko Fattori, ma viene contrastato da Montagna. Nocera, lancia lungo, recupera Braccai e poi Turkolovic. 13° minuto, siamo 1-1 qui al palazzetto di Montebello Vicentino, vi stiamo raccontando la terza giornata di Coppa, girone B, gara ricordiamo purtroppo ininfluente ai fini della classifica, ma una vittoria fa
sempre molto bene, quindi sarebbe importante portarla a casa, in vista anche della difficile sfida casalinga di venerdì con il lanciatissimo Olimpica da Subuono. Turkolovic fa il giochetto di prestigio e poi però risponde presente San Mario dal Misano al minuto 13:33. Bravissimo Marione. Ottima risposta per il classe 2005 che ha atteso Turkolovic, che è andata con colpo sicuro. Al vostro non microfono di stasera ce lo siamo dimenticato, il nostro Giulione, mentre regia del nostro iPhone 12 Pro Max, sempre il nostro Alexis Girardi. Fuori dovrebbe piovere, piove? Fuori piove, noi siamo qui per fortuna al calduccio. Turkolovic sul lanciatissimo Rossato che calcia, controlla Mario Consolaro. Siamo sempre 1-1 al 14° minuto di gioco. Mario Consolaro, Domenico Nocera, recupera palla Montagna, poi Turkolovic, ora Montagna fa tutto da solo, si accentra, cercherà forse Rossato, no, cerca Bracai, ma il pallone viene rimesso e quindi può partire la Leonicena. Nuovamente Idrissi, e l'Idrissi recupera Calli, poi l'Idrissi e sotto porta di Mirko Fattori, poteva essere il vantaggio un po' rocambolesco dei nostri leoni quando i minuti sono 14:50, è entrato anche Lorenzo Nocera. Riposo invece per Manuel Della Monica, Nocera fa subito sentire dalle parti di Turkolovic. Domenico Nocera, Lorenzo Nocera, si può partire della Leonicena. Domenico Nocera. Lorenzo Nocera, forse cercherà Mirko Fattori, ora sì, lo trova, Mirko Fattori attende ancora su Nocera, proverà a calciare il numero 14 alla ricerca invece di Mirko Fattori, recupera Rossato, Bracai e poi Rossato nuovamente, velocissimo, risponde presente Domenico Nocera, bravissimo, ora Elidrissi ha la possibilità di andare avanti, c'è Mirko Fattori e poi Lorenzo Nocera che porta in vantaggio la Leonicena quando i minuti sono 15:38. Bellissima premiata dritta della formazione in maglia black. Quando i minuti sono 15:50, Leonicena che passa in vantaggio e supera la formazione di Mister Gaiga, che ora riparte con la probabile formazione tipo. È uscito anche Capitano Montagna, quindi Rossato, Bracai, Turkolovic e minutaggio anche per Simone Crivellaro, una squadra veramente giovanissima, quella del presidente Radio Vukovic, fermato Mirko Fattori, dell'esperienza anche se di giovane età di Gabriele Turkolovic ad aprire sul numero 8, ma salva nuovamente Mario Damiano, Ryan Bracai si fa ipnotizzare. Domenico Nocera, 16:35. È entrato anche Van Zan, il nostro capitano, dopo le marachelle dell'ultima di campionato. Rientra Turkolovic, recupera palla a Nocera, da solo si immette, si allunga troppo il pallone, si aspettava un fallo di Crivellaro, ma l'arbitro ha lasciato proseguire, quindi può ripartire l'Agno di Oniso. Bracai, Crivellaro recupera Van Zan, Mirko Fattori supera Bracai, trattiene il pallone in campo, calcia Nocera, classico, Calli però bravissimo Nocera, ottima conclusione di Domenico Nocera con il numero 27, Mirko Fattori imbeccato al bacio da Lorenzo Nocera, presente Calli, 17:28. Nocera può calciare, palla di poco fuori rispetto al numero 12 in maglia verde. Palla ad aprire, viene messo giù, c'è il fallo di Domenico Nocera, se l'è guadagnato Giovanni Coppo in classe 2006. Siamo sui 10 metri ma defilati rispetto alla porta di Mario Consolaro. I minuti sono 18. Si sistema la barriera, i due fratelli Nocera sul palo. Rossato proverà a calciare, lo fa, ma la palla è fuori.
18 i minuti di gioco, sempre 2-1 per la formazione di mister Martinelli, che ha raddoppiato la formazione ospite. Dove c'era? A cercare Vanzan, salvatore. Richiesto il time out da mister Gaiga quando i minuti sono 18:34. Mettiamo un po' di musica, torniamo subito. Eccoci qui, time out richiesto da mister Gaiga, che ora batterà questo calcio di rimessa laterale. Lo farà Simone Crivellaro. In campo anche Giovanni Pangallo che riceve il pallone. Rossato, bravissimo con il numero 6 Simone Crivellaro, reclama un fallo. Per l'arbitro non c'è nulla, quindi rimessa dal fondo per la formazione di casa. Vanzan non c'era, ha la possibilità di girarsi, cercava ancora Vanzan, ci ha messo il piedone Rossato. Domenico non c'era, qui errore, può ripartire con Crivellaro, l'Agno Dioniso. Palla lunga, troppo lunga per Giovanni Pangallo, esce, quindi rimessa per la Leonicena e riparte Mirko Fattori. Vanzan si gira, viene messo giù di esperienza il nostro capitano. Siamo ai 6 metri e qualche centimetro. Possibilità per la Leonicena al 21esimo minuto di andare a rete. Vediamo se ci sarà uno schema e se la Leonicena sfrutterà questo calcio. I due fratelli non c'era. Vanzan non c'era, quindi errore. Si riparte quindi con una rimessa laterale. Cocco parte lungo, poi Rossato, Pangallo, gira palla l'Agno Dioniso alla ricerca degli spazi. Giovanni Cocco cercava Giovanni Pangallo. Rimessa laterale per la formazione di mister Gaiga. Pangallo, giro palla nell'Agno Dioniso, si allarga. Rossato su Giovanni Cocco, tutta la potenza di Domenico Nocera in rimessa laterale quando i minuti sono 22:30. Pangallo cancia ancora, ma il suo sinistro stavolta è fuori misura, quindi si salva la nostra formazione di qui. Errore di valutazione, era già partito Thomas Vanzan, quindi nuova rimessa. Rossato, Pangallo, ancora avanti l'Agno Dioniso che non molla, qui Rossato, ancora in mezzo e rete di Andrea Marangona. 23:06, pareggia
pareggia nuovamente l'Agno Dioniso e lo fa con Marangon. Tutto da rifare per la formazione di mister Martinelli, che ora è sul 2-2 al 23esimo minuto di gioco. Non c'era Domenico, non c'era Lorenzo. Thomas Vanzan, bellissimo passaggio, scavetto, non c'era di poco. Calli, Pangallo, Rossato, Marangon non ha trattenuto, nuova rimessa, stavolta non c'era Lorenzo su Domenico, Lorenzo nuovamente, Vanzan gira palla alla linea cena alla ricerca di uno spazio, Mirko Fattori, asse tra i due fratelli, Rossato viene contrasta Lorenzo non c'era, Thomas Vanzan in avanti, prova a farsi spazio, guadagna qualcosa, Andrea Marangon lo mette in rimessa laterale. Non c'era Lorenzo. Vanzan calcia! Botta secca alla destra di Calli. Siamo sempre 2-2. Lancio lungo bellissimo di Calli, che ha lasciato andare tutta la mano in classe 2004. Alto sopra la porta di Mario Consolaro. Montagna calcia! Risponde presente veramente Mario Consolaro. Una piccola svista della nostra retroguardia. Pangallo, Montagna, partita tutt'altro che ferma, con l'Agno Dioniso che annusa il colpaccio in questo 2-2. Pangallo che lascia impietrito Andrea Marangon, si era bloccato sui piedi il classe 95, quindi può ripartire la Leonicena. Mirko Fattori, non c'era, apre su Mirko Fattori, non si allunga il numero 10 di questa sera. Calli, lancio lungo a cercare Giovanni Cocco, in mezzo Mario Consolaro, Lorenzo non c'era, Domenico, Mirko Fattori si gira, viene contrastato da Montagna, lo riconoscete, il numero 14 con la maglia arancia, con la faccia arancia. Marangon, Pangallo, Montagna, palla del possibile 3-2 di Giovanni Cocco. Consolaro controlla, entra in campo anche Minniti, per lui un weekend da dimenticare con malessere di stagione, eccolo qui a riprendersi in vista delle prossime occasioni, quindi Minniti, la palla gli passa sotto, l'emozione, quindi rimessa laterale con Pangallo, mentre i Leoni si fanno sotto. Marangon stecca il pallone, quindi rimessa laterale stavolta per la Leonicena che si fa avanti, non c'era. Vanzan con il suo mancino, Benetti, anche per lui scampoli di gara questa sera. Vanzan, Lorenzo non c'era, e parte Minniti, Vanzan non c'era, Vanzan contrastato da Marangon, è entrato anche Rossi, Vanzan contrasta Rossi con il fisico, quindi rimessa laterale guadagnata dall'Agno Dioniso. Pangallo, lancio a cercare Montagna, fa sua la sfera Consolaro, scivola il tempo, siamo a 27:40, 3 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, siamo 2-2 qui sul campo di Montebello Vicentino. Benetti, Samuel contrasta Benetti, quindi Rossi ce la fa superare Benetti, ma non Mario Consolaro. Nuovo calcio d'angolo per l'Agno Dioniso. Pangallo,
cerca Rossi che poi cerca Montagna, rimessa laterale per la Leonicena, non c'era. Gira palla da formazione di Martinelli, Miniti non riesce, attenzione, scivola, non riesce a tenere il pallone. Pangallo, Montagna al cost to cost, quindi bloccato da Michele. Rimessa laterale, Pangallo ora. Marangon, Pangallo, 2-2 la formazione di Mister Gaiga come risultato finora. 29esimo minuto, attendiamo il minuto di recupero segnalato dall'arbitro. Nel frattempo Benetti recupera il pallone che è contestato da Samuel Rossi. Marangon ora, Samuel Rossi. Montagna, Rossi, palla fuori, Pangallo non riesce a trattenerla, quindi rimessa laterale, Vanzan. Gira palla da Leonicena. Benetti con il tacco, palla di poco fuori misura, non ancora segnalato il minuto. Quando siamo a 29,54, il lancio troppo lungo, supera tutti e arriva tra le mani di Chiamato. Eccolo qui il minuto che parte ora. Miniti, Benetti, Vanzan nella sua posto preferito, ma a calciare non c'era, si mette di mezzo la retroguardia della formazione dell'anno di Onzo. Viene chiamato qui, quindi sarà calcio d'angolo, rimessa laterale, scusate, Minuti. Vanzan pronto a calciare, viene bloccato da Samuel Rossi, ma la ripartenza è di Mario Consolano. Non c'era, pronto col contromovimento, steccato da Samuel Rossi, da Vanzan, poi Benetti, Leonicena che alza il ritmo, si mette in mezzo, Benetti bravissimo e finisce così il primo tempo, proprio allo scoccare del 31esimo minuto. Vediamo quelli che sono i marcatori: 9:33 Giovanni Pangallo, 11:33 Osama El Idrissi, 15:38 2-1 Lorenzo Nocera, 23:06 2-2 Andrea Marangon. Mettiamo un po' di musica, ci vediamo tra un quarto d'ora.
Vai. Eccoci qui, carissimi telespettatori del nostro canale YouTube. Secondo tempo che sta per partire di questa terza giornata di Coppa Veneto Girone B. Vi stiamo raccontando dal palazzetto di Montebello Vicentino il secondo tempo di Leonicena Agno Dioniso. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 2-2, vantaggio Agno Dioniso dopo sorpasso Leonicena e impattamento Agno Dioniso. Siamo 2-2, tutto pronto, dice l'arbitro, che a momenti, anzi ora, fischia l'inizio di questo secondo tempo, dove a partire è la formazione di Mister Gaiga in campo con Bracai, Stanimirovic, Rossato e Turkolovic. In cambio anche in campo dove c'è Massignani che ora si allunga sulla conclusione di Domenico Nocera. Leonicena che parte sempre con San Mario dal Misano in porta, Domenico Nocera, Osama Elidrissi, Manuel Della Monica e Marco Bocconcello che sarà pronto a battere questo calcio d'angolo. Sempre in campo però è Turkolovic che stavolta supera sia Mario Consolaro che Domenico Nocera. Mette nuovamente la freccia con Turkolovic, Cristian. L'Agno Dioniso, siamo 3-2. Non erano nemmeno trascorsi 60 secondi, per la precisione 46, e è andato a segno l'Agno Dioniso che mette così la freccia. Ha segnato il numero 11 Turkolovic. Rossato molto coriaceo in questo inizio del secondo tempo. La formazione total yellow, Stanimirovic ad aprire, mette il piedone Manuel Della Monica. Ora riparte proprio lui che si allunga, c'è di mezzo Rossato, palla su Massignani, palla però fuori. Doveva superare Manuel Della Monica, non ci sta ora la Leonicena a concludere in passivo questo match, anche se è assolutamente appendiziato, c'è ancora tutto da giocare. Rimessa per la formazione di Mister Gaiga, che è passato in vantaggio pochi secondi fa. Bocconcello calcia, Domenico Nocera, Manuel Della Monica lo recupera, Nocera si allarga in attesa del pallone, vediamo se Manuel Della Monica si aprirà proprio su di lui. Ad aprire su Elidrissi, contrastato da Bracai, recupera Turkolovic e riparte l'Agno Dioniso, però si fa anticipare Manuel Della Monica su Elidrissi. Manuel Della Monica, bellissima conclusione, ci mette il corpo la formazione di Mister Gaiga, preme ora la Leonicena. Bocconcello su Elidrissi, salva tutto Massignani, 2,48 in avanti la Leonicena, la ricerca subito del pareggio. Elidrissi si butta in mezzo Marco Luigi Massignani e quindi è Turkolovic ora a cercare di superare Della Monica, ma il pallone termina tra le mani di Mario Consolaro, quindi Manuel Della Monica a girare il pallone ora. Domenico Nocera, Marco Bocconcello, ora ancora su Domenico Nocera che viene però bloccato da Turkolovic. Nocera, Manuel Della Monica, Domenico Nocera ad aprire, però è Bracai che non riesce a controllare il pallone, quindi nuova rimessa laterale per la formazione di Mister Martinelli. Domenico Nocera, posizione di play su Manuel Della Monica, giro palla Leonicena. Elidrissi si accentra, Elidrissi tutto da solo, proverà a calciare, no, è Bocconcello che mette a segno la rete del pareggio, 3,45, bravissimi. Pareggio, finalmente a segno anche Marco Bocconcello, quando i minuti sono 3,45, 3-3 in questo secondo tempo, tutto da rifare per Turkolovic e compagni. Partita ricca di gol, ben 6 questa sera. Turkolovic beccato da Rossato, ma Stanimirovic, Bracai bloccato, Manuel Della Monica viene messo giù
bravissimo, esperto Manuel Della Monica, gira palla ora, la formazione di mister Martinelli, Elidrissi, Manuel Della Monica, Domenico Nocera, Manuel Della Monica viene anticipato da Bracai, quindi è rimessa laterale per Manuel Della Monica, Domenico Nocera, Elidrissi, contrastato da Stanimirovic, contrastato ancora, riesce a trattenere il pallone, quindi Marco Bocconcello, l'autore della rete del pareggio. Elidrissi lo cerca, si mette in mezzo Turkulovic, Bocconcello quindi va alla ricerca del pallone perduto, riparte Turkulovic, contrastato, gira palla per Alenio Dioniso, Bracai si allunga, palla lunga, ma sentite anche da qui l'urlo di San Mario Dalmisano, che quindi può far ripartire la formazione di mister Martinelli. I minuti sono 5:05 in questo cronometro del secondo tempo di questa terza giornata di Coppa Veneto. Manuel Della Monica, giro, Rossato lo contrasta e quindi si riparte da una rimessa laterale. Domenico Nocera prova a lasciar scorrere, la palla scorre troppo, quindi Stanimirovic recupera e ora Massimiliani riparte. Turkulovic, aprire su Rossato, Stanimirovic bellissimo su Turkulovic, vediamo come conclude. Mario Cosolaro a recuperare, quindi rimessa laterale per la formazione di mister Martinelli. Se n'era accorto anche Turkulovic, quindi riparte la formazione della Liunicena. Elidrissi, Domenico Nocera attende, viene anticipato da Pangallo, è entrato anche lui. Turkulovic centrale, calcia, risponde presente sulla conclusione di Mario Cosolaro. Domenico Nocera, Manuel Della Monica, Bocconcello troppo lungo su Domenico Nocera, quindi è Massimiliani a ripartire. Pangallo, autore della rete dell'1-0 nel primo tempo. Pangallo su Stanimirovic, Pangallo nuovamente si allarga sul 2-2. Rossato, la palla era indirizzata a Turkulovic, che però era già fuori. Domenico Nocera, alto minutaggio per il numero 27 per entrare in condizione, gira palla ora alla Liunicena. Manuel Della Monica, poi Elidrissi, sono in due, Elidrissi e poi ad aprire su Manuel Della Monica, errore, ma i due si guardano, rimessa laterale di Rossato, lancio alla ricerca di Stanimirovic che guarda da distante. Domenico Nocera, calcia, si allunga Massimiliani. Calcio d'angolo guadagnato dalla Liunicena, pronta a colpire. Nocera, Domenico Nocera, calcia, stecca la barriera alla destra di Massimiliani che faceva buona guardia, lancia ora su Pangallo, gioco di prestigio a cercare Turkulovic, salva però Domenico Nocera, quindi si riparte da Massimiliani, da lui è partita, da lui si è conclusa questa azione. Rossato, Stanimirovic, Pangallo, Turkulovic, serpentina, Stanimirovic, calcia, ottavo e 10, ha fatto gol il numero 13, Zeljko Stanimirovic. Leoni che devono ancora inseguire quando i minuti sono 8:30. Coriacea però la formazione di mister Martinelli. Manuel Della Monica può ancora andare a provare ad andare a segno, Massimiliani però si scuote anche i suoi compagni di squadra. Liunicena che preme, è entrato anche Montagna. Elidrissi potrebbe girarsi, controlla poi Bracai che riparte, poteva esserci gli estremi del fallo, non era Bracai bensì Crivellaro. Si lancia un ok con Domenico Nocera. Grande fair play in campo in questa gara tra due società che sono assolutamente amiche.
Pangallo, Montagna, Pangallo, Turkulovic, il tacco su Montagna, la palla ballava sulla riga, infatti la mette fuori proprio Domenico Nocera. Sono anche pronti i cambi per la Pangallo, calcia Mugni di Mario Consolaro, ora Manuel della Monica, contrastato da Montagna, quindi rimessa laterale per la formazione di mister Martinelli. Domenico Nocera a cercare Eli Drissi e Bocconcello ora contrastato da Turkulovic, che alla meglio tiene il pallone, rimessa per la squadra di maglia gialla. Riceve palla Crivellaro che ora si gira ma fa tutto da solo, la palla finisce in rimessa. Rientra anche Minniti, per lui un ottimo training con l'Under 21 e minutaggio in prima squadra di Concello. Minniti, ad aprire Bocconcello e poi palla su Domenico Nocera, palla di poco fuori, siamo a 10:41, conduce l'Agno Dioniso, non trattiene però Crivellaro, il classe 2002. Pronto il portiere in movimento per la formazione di mister Martinelli, vediamo come difenderà poi l'Agno Dioniso. Le prova tutte mister Martinelli in questa gara, che ricordiamo è influente per quanto riguarda la classifica, molto importante però per minutaggio e anche per morale. Palla fuori, 11 minuti. Pangallo, Montagna, gira palla, l'Agno Dioniso prova a calciare, Crivellaro, palla fuori. Pronti i cambi per il portiere di movimento, che però non entra ora, entra però Benetti e Mirko Fattori. In campo anche Minniti e Manuel della Monica, lo vedete, ora tocca il pallone al numero 25. Contrastato ora Manuel della Monica da Rossi, due si danno il 5, hanno giocato assieme giusto 2 anni fa, proprio qui alla nostra università. Palla fuori, Crivellaro mette giù, 12 minuti di gioco, conduce l'Agno Dioniso, Rossi con il numero 4, Montagna, Crivellaro, Pangallo, Crivellaro contrastato da Mirko Fattori, si porta fuori il pallone. Benetti, imposta la Lucena, Benetti, Manuel della Monica, ora Minniti in posizione abbassata, contrastato Manuel della Monica, la possibilità per andare a reti, Rossi risponde presenti per 2 volte Mario Consolaro, sventato il pericolo, parte Benetti ora. Mirko Fattori e poi di testa Montagna, può ripartire l'Agno Dioniso, fermato Crivellaro e palla però fuori, quindi 13° minuto. Conduce in questo secondo tempo l'Agno Dioniso per 4-3 sul campo di Montebello. Montagna prova a contrastare Benetti, ma è Mario Consolaro della Monica. Benetti ad aprire su Mirko Fattori che riesce a trattenere la palla, ora però no, quindi rimessa laterale per l'Agno Dioniso. Minniti si fa superare da Montagna, ora apre il campo il numero 14, calcio in mezzo, poi risponde presente Consolaro e ora si salva l'Euricena, si riparte da Pangallo per l'Agno Dioniso, nuovamente su Montagna, gira palla la formazione di mister Gaiga. Cocco si allunga, Benetti lo accompagna con le dovute maniere fuori, rimessa laterale in Euricena, 14° minuto di gioco, quasi tutto pronto per il portiere di movimento, è entrato anche Nocera, riposa Manuel della Monica. Benetti, Mirko Fattori,
gira palla di Onicena, non c'era. Benetti, Minniti, non c'era. Ad aprire su Minniti, ci arriva prima di lui Massignani, rimessa dal fondo per la formazione ospite che sta conducendo per 4-3 grazie alle reti di Pangallo, Marangon, Turkulovic e Stanimirovic. Non c'era, da solo prova a giocare su Mirko Fattori, si salva la retroguardia della formazione Ragno Dioniso, si ribatte, non c'era, contrastato da Giovanni Cocco. Reti della Lionicena invece per Nocera, Elidrissi e Bocconcello, non c'era, Vanzan, Mirko Fattori non trattiene, nuova rimessa laterale per la formazione di Mister Gaiga, Pangallo, Massignani, Giovanni Cocco bloccato da Vanzan che guadagna una rimessa. Mirko Fattori non c'era, alla palla per calciare, prova ad aprire ancora su Mirko Fattori, nulla di fatto, nuova rimessa per la formazione dell'Agno Dioniso. Cocco, Samuel, Rossi, Cocco, calcia, Vanzan ci mette il piedone. Montagna batterà questo calcio d'angolo, Pangallo calcia, ci mette il piedone, non c'era, nuovo calcio d'angolo per la formazione ospite. Pangallo, Rossi calcia, salva Mario Consolaro, nuovo calcio d'angolo per la squadra ospite, in mezzo e salva il gol già fatto da Mario su Giovanni Cocco, lasciato colpevolmente libero, quindi ora chiamato probabilmente i soccorsi. Riparte ora la Lionicena, poi i minuti sono 17, siamo al 4-3. Ok. Vanzan prova ad aprire, contrasta Cocco, Benetti su Nocera, si fa avanti, Ragno Dioniso recupera Montagna, la possibilità di calciare, risponde presente la retroguardia con Consolaro, poi Vanzan salva tutto, si può ripartire, andiamo Benetti, lancio lungo alla ricerca di Fattori, ma prima Massignani e poi Pangallo e ora Montagna e ora Pangallo nuovamente, ancora Benetti, si fa avanti Lionicena che calcia con Benetti, ma non a sinistra di Massignani, regge la retroguardia dell'Agno Dioniso. Massignani chiamato il portiere di movimento che è entrato ora in campo e sarà Benetti, Vanzan, Nocera, Elidrissi e Mirko Fattori. Gira palla ora la formazione di Mister Martinelli, si chiude invece la formazione ospite mentre gira palla la squadra in maglia black. Ecco il portiere di movimento, Benetti, Mirko Fattori calcia, Pangallo mette in calcio d'angolo, quindi riparte ora lancio su Vanzan, Benetti, qui Pangallo salva nuovamente, giro palla a Lionicena su questo portiere di movimento, non c'era, Benetti, Vanzan, in mezzo recupera Vanzan e quindi si può ripartire con Nocera. Si era fatto sotto Giovanni Cocco, ma il giro palla prosegue con il 19, sempre 4-3. Prove interessanti in questa gara, ha provato un po' di tutto il Mister Martinelli, lasciando anche delle rotazioni importanti per creare minutaggio. Benetti, non c'era calcia, palo pieno e
palla di poco fuori. Ci aveva provato l'Agno Dioniso, è entrato Marangoni, nuovo portiere di movimento per la Leonicena con le minuti su 19, è entrato anche Domenico, c'era uscito Benetti, giro palla Leonicena, 19:33. Non c'era Eli Drissi, Vanzani, non c'era, poteva calciare, Eli Drissi, non c'era, Vanzan, calcia! Palla di poco fuori, non l'ha toccata nessuno purtroppo, quindi nuova rimessa dal fondo e chiamato il time out da Mister Gaiga, ci prendiamo un minuto. Riparte dopo il time out, il senso ancora da Mister Gaiga, 20 minuti, 4-3 per l'Agno Dioniso, rientra il portiere di movimento che la Leonicena sta provando incessantemente in questi minuti anche per automatizzare il movimento e niente di meglio di una partita così per provarci. Non c'era Eli Drissi, non c'era Lorenzo, non c'era Domenico, Vanzan, non c'era Lorenzo, Domenico, apertura qui, possibilità, vediamo se Eli Drissi ancora a calciare e poi calcia Mirko Fattori, salva tutto Pangallo, chiamava un fallo, l'Agno Dioniso non è stato consentito, era andato quasi vicino al gol la formazione di Mister Martinelli, poteva essere il gol del pareggio, non c'era Vanzan, Eli Drissi, non c'era Domenico, non c'era, calcia e ora Lorenzo, non c'era, calcia nuovamente e salva tutto. Vediamo Massimiliani che calcia però fuori misura dopo il colpo di Rossi, entra anche Rossato, cambi volanti a difendere il portiere in movimento per Mister Gaiga. Vanzan, 22 minuti di gioco, ci sarà sicuramente un minuto di recupero. Eli Drissi, Mirko Fattori e poi Pangallo. Si fa troppo sotto l'Agno Dioniso, quindi potrebbe sfruttare la cosa la Leonicena. Vanzan, Domenico non c'era, sul fratello, possibilità per andare a rete, nuovamente prova a calciare Massimiliani, ma palla veramente fuori misura sulla panchina della Leonicena, riparte quindi proprio la Leonicena. 23 minuti di gioco. Lorenzo non c'era, Eli Drissi, Vanzan, Lorenzo non c'era, Eli Drissi, giro palla per la Leonicena, Vanzan, Domenico non c'era, Vanzan, Domenico non c'era, Vanzan, Lorenzo non c'era, Vanzan, giro palla della formazione di Mister Martinelli, Eli Drissi in mezzo, nuovamente portiere, quindi pronto ad entrare nuovamente Mario Consolaro. Rossato, Marangoni, autore di uno dei 4 gol, Pangallo, l'altro autore dei gol. Gira palla, contrastato da Lorenzo Nocera, che si va avanti. Nuovamente portiere in movimento, rimessa laterale per la
preparare il portiere in movimento anche per l'Agno Dioniso, che proverà a tenere la nostra squadra di calcio. Vanzan, Mario Consulano, Lorenzo Nocera, gira palla alla Leonicena, Vanzan, Mirko Fattori, Lorenzo Nocera, in avanti la Leonicena, possibilità di andare a rete, calcia, parata clamorosa di Massignani, si dispera Domenico Nocera, bellissima la conclusione del numero 27, nuovo portiere in movimento. Quando i minuti sono 24-55, per ora regge il fortino dell'Agno Dioniso. Vanzan, Domenico Nocera, Mirko Fattori, Domenico Nocera viene anticipato da Rossato, Pangallo, si fa avanti ora la Leonicena sul pressing, Rossato prova a girare ma Lorenzo Nocera recupera, poi Pangallo fuori misura. Si riprepara il portiere di movimento per la Leonicena quando i minuti sono 25-25. Vanzan, gira palla ancora la formazione di mister Martinelli con il portiere di movimento. Nocera. Vanzan, Eli Drissi. Vanzan, Nocera, poteva calciare Eli Drissi. Ora vediamo se Nocera calcerà. Calcia, sì! Risponde presente Pangallo che salva la sua porta. Bravissimo Stanimirovic. Vanzan, moltissimi cambi a difendere per il movimento per mister Gaiga. Nocera su Lorenzo Nocera, Mirko Fattori. Vanzan gira palla Leonicena, potrebbe calciare, lo fa Lorenzo Nocera, guadagna un calcio d'angolo. Palla che esce. 26 minuti di gioco, cambio ancora, entra Bocconcello a provare il portiere di movimento. Nocera, Domenico Nocera, Vanzan, giro palla per la Leonicena, Eli Drissi, Lorenzo Nocera, Domenico, Thomas, calcia nuovamente Marangon a salvare, quindi calcio d'angolo per la formazione di mister Martinelli. Minuti sono 26, quasi 27, regge il fortino dell'Agno Dioniso. Nocera prova a calciare, calcia e stavolta segna, eccola qui, la prima rete, ed è la prima rete, rimane Leonicena, arriva in turno Veneto, quando i minuti sono 27 ed è con il numero 27 Domenico Nocera pareggia i conti, finalmente, bravissimo, rete meritata alla sua prima stagione. Siamo 4 pari. Ora il portiere di movimento l'ha messo in campo la formazione dell'Agno Dioniso, si sistema la Leonicena, si sistema anche l'Agno Dioniso su una posizione di quasi quadrato. In campo Pangallo, in campo Montagna, Stanimirovic, Rossato e Marangon. Le prova tutte anche la formazione del presidente Radi Vukovic. Rossato, Pangallo, Rossato, Marangon, calcia, palla fuori, portiere. Vanzan lancia lungo, però Pangallo recupera. Sono 28 i minuti di gioco ora, saranno 2 più recupero. Pangallo, Rossato, su Montagna, Pangallo, giro palla ora, Rossato, Pangallo, Rossato, Pangallo nuovamente sul capitano Montagna che ha possibilità di andare a rete. Stanimirovic, sponda presente Mario Consulano. 28 e 25. Montagna, giro palla dell'Agno Dioniso, questo portiere di movimento potrebbe arrivare fino alla fine. Rossato, Marangon guadagna nuovamente una rimessa laterale, anzi un calcio d'angolo. 28 e 48. Manuel Della Monica potrebbe calciare su Bocconcello addirittura non viene qui in campo, peccato, accelerazione della Leonicena, ma si fa avanti ora la formazione di mister Martinelli per non lasciare giocare il portiere in movimento. Vediamo se c'è l'errore nella formazione dell'Agno Dioniso. Turkulovic, Rossato, calcia, risponde presente e Montagna segna del 5-4 a 29
18. Montagna Angelo porta in vantaggio la formazione dell'Agno Dioniso 5-4, moltissimi gol. Il portiere di movimento ha dato l'esito sperato per la formazione di Mister Gaiga, tutto da rifare per la formazione di Mister Martinelli, manca ancora un minuto e qualcosa, però, o meglio 20 secondi più il time out, quindi si fa sotto la formazione di Mister Martinelli che calcia nuovamente, quindi si salva la formazione di Mister Gaiga. Vediamo se verrà chiamato anche il minuto. Non c'è la prova a calciare, calcia ancora ed ecco qui il pareggio di Lorenzo Nocera. Non finisce mai questa partita al 30° minuto. Può esserci ancora un minuto di gioco ed è stato chiamato in questo momento. Vediamo se la Licena riesce a sgraffignare una vittoria oppure se lo farà l'Agno Dioniso, oppure se terminerà in pareggio. Gira palle la formazione dell'Agno Dioniso. Sono passati 12 secondi, 13 ora. Montagna. Si fa avanti la formazione dell'Agno Dioniso con Pangallo. Montagna sulla posizione Turkulovic, Rossato calcia, palla fuori e calcio d'angolo, quindi potrebbe finire in attacco l'Agno Dioniso. Quando i minuti sono 34, i minuti sono 31 e 34 secondi. Vediamo se c'è una occasione per qualcuno. Mario Consolare potrebbe calciare, no, la palla è uscita. Eravamo già pronti a esultare. Finisce 5-5 questa partita. Andiamo a elencarvi quelli che sono i marcatori. Giovanni Pangallo, Osama Elidrissi, Nocera Lorenzo 2-1, 2-2 Marangon, 3-2 Turkulovic, 3-3 Marco Bocconcello, 4-3 Zeliko Stanimirovic, 4-4 Domenico Nocera, 5-4 Montagna Angelo e 5 pari Lorenzo Nocera al 30° minuto. Prepariamoci a fare un bel applauso per queste squadre che impattano per 5 pari in attesa di quello che sarà il match di ritorno in campionato. Tanti gol per una partita, come abbiamo detto, ininfluente ai fini del passaggio del turno. Sono già passati Mason e Real San Piero, ma una bella serata, un bel lunedì sera anche tra due società amiche e probabilmente qualcosa di più. Un grande applauso anche alla formazione di Mister Rade Vukovic, rientra con un punto dopo la brutta partita di venerdì, la Licena di Mister Martinelli. Quindi noi vi salutiamo, vi aspettiamo sia sul nostro canale YouTube sia qui al Palazzetto di Montebello Vicentino venerdì sera, quando ospiteremo l'Olimpica d'Ossobuono, lanciatissima dopo la vittoria di venerdì scorso. Noi vi salutiamo, alla regia il nostro Alexis Girardi, al non microfono di questa sera il vostro Giulione. Vi salutiamo, grazie mille per averci seguito e vi auguriamo una buona serata, buona settimana. Ci vediamo venerdì sera.